Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. La Polizia di Stato di Enna, nell'ambito dell'operazione Fora, ha eseguito 10 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti di Catania, indagati per la commissione in concorso tra loro di reiterati furti di auto avvenuti nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa tra i mesi di febbraio e di aprile del 2022. 9 soggetti sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nel capoluogo etneo, mentre a uno è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un 25enne noto alle forze dell'ordine è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Paternò, in provincia di Catania. I militari hanno sospettato che il giovane avesse intrapreso un'attività di spaccio di droga e che la sua abitazione fosse utilizzata come deposito di sostanze stupefacenti. Hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'appartamento. Il giovane ha spontaneamente consegnato ai carabinieri una busta in cellophane contenente 565 grammi di infiorescenze di marijuana essiccate. Il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari. A 2 km ovest da Milo, nel Catanese, alle 12:16 di quest'oggi è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ad una profondità di 8 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala operativa INGV Osservatorio Etneo di Catania. La scossa è stata avvertita dalla popolazione di alcuni comuni dell'Interland catanese come Riposto, San Giovanni la Punta, Santa Venerina, Sant'Alfio, Zafferana, Giarre e Mascali. A partire da domani i collegamenti marittimi per le isole Eolie subiranno un taglio con la soppressione di alcune corse vitali, una decisione che ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti dell'arcipelago. Questa situazione ha spinto Federalberghi Isole Eolie e il Comitato Trasporti Eolie a scrivere una nota alle autorità competenti, tra cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, per chiedere il mantenimento delle corse tagliate e il rispetto dei diritti alla mobilità. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18.